Bella a tutti ragazzi, qua Lecox e benvenuti in questo nuovo canale, si chiama Rene Lecox, e, che tratta per lo più di giochi di FIFA, ma anche molti altri giochi tipo Call of Duty, Assassin's Creed, Gran Turismo, eccetera eccetera. Ehm, Questa è una nuova serie, una scalata. Come potete vedere ho appena finito di fare la prima partita e beh, è andata bene, ovvio, abbiamo vinto 6-0 e ora vediamo il nome della squadra e dopo ci catapultiamo nel- ci catapultiamo sulla rosa. Ok, andiamo a vedere la rosa. Vediamo i giocatori che abbiamo, magari. Mm, allora, sì, ok, tutte queste cose. Allora, abbiamo già tre giocatori della Serie A, molto bene, perché questo, come potrete vedere fra poco, questa serie sarà una specie di... sì, è una scalata, però tipo questa serie baserà sulla Serie A. In che senso? Allora, sulla Serie A nel senso che cioè, dovrò fare una Serie A cioè la Serie A per eccellenza. Cos'è la Serie A per eccellenza? La Serie A molto forte, cioè la più forte, e dovrò farla e con quella arrivare in Divisione 1, cioè cosa abbastanza ardua, ma noi ci proveremo. Allora qua aggiustiamo un attimo la formazione, ma vedo che non c'è molta scelta, ovviamente questo. Ok, andiamo avanti intanto e andiamo ad aprire i nostri tre pacchetti. Ok, ok, prima apriamo questi che sono più importanti, magari cerchiamo di trovare qualche giocatore della Serie A. Vediamo, Chiute, buono, buono. Chiute che sì, lo vendiamo, ma non costa molto. Poi Rudy, confrontiamo un attimo il prezzo. Sì, dai, partiamo da 300, 400 compra ora. Allora, 300 e 400 compra ora. Vediamo. Eh, sì, Zuriano, no, ma queste qua credo di scartarlo. Oh mio, ho preso una paura. No, lo scartiamo, non lo cae nessuno. Allora, questo si può anche scartare. Beh, penso anche questo. Questo, aspettate un attimo, magari questo qualcosa vale. Tanto università. Mm, mettiamo 500 prezzo iniziale, dai, non vale pochissimo. 500 prezzo iniziale e dopo fanno loro sto. Ehm, Questo lo andiamo alla fine dei trasferimenti, il resto direi che sì, 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 si può scartare tutto. No, ma vabbè, con la linea del club non so perché. Il resto si può scartare tutto, ci arrivano i nostri 781 crediti per spendere in giocatori. Dopo andiamo sempre al pacchetto solo giocatori, l'altro, saltiamo Thiago Motta, questo, ma sì, lo chiamo nel club, magari, mamma mia, cosa ho trovato?
Sì, qua ce ne sono abbastanza buoni giocatori. Adrian mi sembra buono, vediamo, confrontiamo il prezzo. Ehm, si può aspettare, sì, non lo devo toccare a nessuno. Allora, mi interessa May e quell'altro. No, ma perché mi metto in chiaro? Vabbè. Allora, comprendiamo il prezzo che mi sa che è abbastanza buono. No, mettiamo 800 compra ora. 800, 800 compra ora. Ma non so se ce lo prenderanno perché non credo che cagli un giocatore così. Qua lasciamo stare, però sì, ce l'ho già, quindi mettiamo... No, no, lo scartiamo, dai. Ok, dai, scartiamo questi altri e ci sono 1191 crediti, quindi siamo a 2400 crediti. Il nostro budget sta iniziando a salire, quindi apriamo l'altro pacchetto e dopo andiamo a vendere anche il Tiote. Oh, abbiamo trovato un CDC, Siemens, ma proviamo a vedere quanto vale, confrontiamo il prezzo, non vale un cazzo, non vale niente, quindi vediamo l'altro, ma l'altro è il 56, chi vuole lo cagli. No, questo ce lo teniamo perché è italiano. Andiamo al flipper. No, scartiamo tutto, 274 crediti. Ok, andiamo a 2746 crediti e poi andiamo nella fila scambi, Hoffman, confrontiamo il prezzo che abbiamo già fatto. Mm, mettiamo 1000 compra ora, questo è buono. No, 800, dai, 900 compra ora. Porca, 900 compra ora, ma mi sa che non ce lo prenderanno perché... sì, mettiamo 800 perché... Ok, e io te confrontiamo il prezzo, magari 1000 crisi ci arrivano. Sì, sì. Allora, mettiamo 500 e... no, 650 e 1000 crediti compra ora. Mettiamo sul mercato di trasferimenti. Ok, abbiamo questi giocatori qua in vendita, ma non ci hanno fatto l'offerta per nessuno e non credo che ce la faranno. Ok, ora devo fare la domanda di sicurezza, quindi stop un secondo e torno subito.